Il tempo per l'invio delle opere è fino al 31 gennaio 2022. Noi speriamo che gli autori partecipanti siano sempre di più di anno in anno, così come è sempre stato. L'ultimo anno hanno partecipato più di 200 scrittori. Al via a Castelfranco Veneto la sesta edizione del Premio Letterario Giorgione, organizzato per scoprire e valorizzare le opere edite e inedite nell'ambito della produzione letteraria italiana. Le sezioni per questo premio letterario sono 3, ovvero la sezione libri di narrativa edita, quindi libri già pubblicati di narrativa generale, libri gialli, thriller e noir, che è una seconda sezione, e la terza sezione si rivolge a chi ancora scrittore non è o comunque ha un manoscritto nel cassetto, e quindi la sezione inediti. Per ogni sezione la giuria nominerà al massimo 10 finalisti entro il 15 marzo 2022 e la proclamazione dei vincitori si terrà al Teatro Accademico il 9 aprile 2022. I requisiti per i libri editi sono di spedire 10 copie, una copia per ogni membro della giuria all'indirizzo presente nel bando, mentre per gli inediti bisogna mandare il manoscritto inedito sia via mail che cartaceo. È importante, dopo un anno di pausa dovuto alla nota pandemia, riprendere anche riportando un valore letterario alla città di Castelfranco Veneto. L'auspicio è che sia partecipata, ma non ne ho dubbi. L'auspicio è che mettano in crisi la giuria nei vari settori che questo premio porterà avanti, e che quindi si facciano avanti tutti coloro che magari in tempo di pandemia hanno riscoperto il gusto della lettura e della scrittura. Ne hanno l'occasione.